Altavilla Vicentina il Marchioro Edilizia milita in C femminile ed ha come obiettivo la promozione. Una parola che in società non si pronuncia, ma che ci si augura diventi realtà a fine stagione. L'obiettivo era di fare il meglio possibile, l'anno scorso sono arrivati a metà campionato, quindi l'obiettivo era migliorarsi rispetto all'anno scorso. Invero la Pallavolo Altavilla è una società ben rodata, con una longeva cultura sportiva e di questo ne beneficiano squadra ed atlete. Avendo girato comunque abbastanza società, trovo Altavilla veramente una società seria in cui ci sono persone che fanno pallavolo da tanto tempo, quindi si vede che ne sanno e quindi ognuno ha i propri ruoli. Poi come gruppo siamo un buon gruppo, società non posso proprio dire niente, mi trovo molto bene. L'allenatore Sergio Dalla Pina è confermato, dopo la stagione terminata a metà classifica l'anno scorso. Io è il secondo anno che sono qua e rispetto all'anno scorso è cambiata parecchio, è cambiata per 5, 6, 12. Abbiamo inserito delle ragazze giovani e qualcuna di esperienza che aveva fatto la scelta di cambiare ruolo come Abedin. Lei è sempre stato un centrale, è venuta da noi per mettersi in discussione come laterale e noi l'abbiamo ben accolta. E quindi abbiamo allestito questo mix fra qualcuna di esperienza però tante giovani, tanto sperando ma convinti che il nostro obiettivo possa essere quello di lottare per i playoff fino alla fine. Altavilla non è però soltanto Serie C, alle spalle c'è una struttura ben sviluppata in ogni categoria. La società annovera circa 150 tesserati, partendo dalle allieve del mini volley fino alle atlete della prima squadra. Quest'anno partecipiamo a 7 campionati, Under 12, Under 13, 2 squadre, Under 14, Under 18, prima divisione, seconda divisione e campionato di Serie C. Nella zona di Altavilla c'è un terzetto di società che ha deciso di collaborare per dare qualità al settore giovanile. Quest'anno siamo anche partiti con un progetto di collaborazione con altre 2 società del territorio di Vicenza, esattamente l'Argine e San Paolo. E questo progetto è volto appunto a valorizzare il settore giovanile, mettendo assieme le risorse economiche e tecniche per arrivare anche a una pallavolo di qualità nel territorio. La Serie C, fra l'altro, è in piena zona playoff e rimanere in terza posizione o accedere alla seconda posizione è sicuramente l'obiettivo societario. L'obiettivo è andare su, è cambiato perché il gruppo è molto più bello, più unito, l'anno scorso c'erano delle divergenze, invece quest'anno è molto meglio e speriamo di andare su. Playoff come obiettivo massimo, a quanto sembra, nel girone B della C femminile. Il primo posto occupato dal Vispa sembra irraggiungibile per tutte. Purtroppo per noi ci dobbiamo giocare dal secondo in giù perché lì abbiamo una squadra che è da metà alta classifica in B2, quindi per noi questo purtroppo resta l'obiettivo di tutte queste 4-5 squadre che sono dietro la Vispa. In bocca al lupo dunque all'Altavilla e ai suoi progetti. La categoria nazionale ha però la priorità. Al di là comunque che il nostro intento è quello di fare praticare l'attività sportiva a più giovani possibili, noi siamo già arrivati a una serie nazionale ancora qualche anno fa, abbiamo disputato già 2 campionati di B2, siamo approdati anche alla B1, purtroppo le risorse economiche che non erano tali da giustificare da poter sostenere un campionato, quindi abbiamo dovuto rinunciare. Ci piacerebbe tornare a calcare i parquet di una serie nazionale e questi sono gli obiettivi. Anche già quest'anno puntiamo ai playoff e prima o dopo cerchiamo di ritornare alla Serie B2.